Intoppi burocratici, impedimenti amministrativi o tecnici sarebbero alla base dello stop per numerose opere incompiute in Sicilia, lasciate al 50% della realizzazione o addirittura mai avviate, un progetto da rivedere, un finanziamento non ottenuto, una variante mai fatta e un elenco lungo di strutture che non hanno visto la luce, stilato dalla Regione con dati trasferiti ai comuni. Dentro ovviamente c'è tanta Agrigento. Prima per numero assoluto di progetti non completati spicca in classifica Cammarata. Il centro montano conta 9 incompiute, ma il sindaco Vincenzo Giambrone non ci sta. Non possiamo passare per la pecora nera della Sicilia, spiega. Si tratta di progetti che risalgono ad un decennio fa. Noi abbiamo correttamente indicato e censito le incompiute. È improbabile che comuni molto più grandi del nostro non risultino in possesso di progetti non completati. L'elenco comunque è abbastanza lungo, figurano nell'Agrigentino pure Cattolica Eraclea, Licata, Montallegro, Siculiana, Recalmuto, Grotte, Sambuca di Sicilia, Alessandria della Rocca, Aragona, Santo Stefano e anche il Libero Consorzio di Agrigento. La Regione, dal canto suo, ha annunciato la creazione di un'apposita task force dedicata al censimento e all'intervento rispetto ai cantieri bloccati. Nel frattempo, da oggi e fino al 24 agosto, i parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle saranno in provincia di Agrigento per visitare le incompiute e i luoghi di pregio, come già fatto in altre province. Al termine del viaggio sarà realizzato un report destinato al ministro Toninelli. Oltre che è stato assicurato dai grillini, verrà presentato un disegno di legge e una mozione da rivolgere al governo Musumeci.